Buongiorno, sono il dottor Tito Brambullo e lavoro presso l'unità di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera di Padova. Sono un chirurgo plastico ricostruttore e mi occupo prevalentemente della chirurgia dei tumori cutanei. Oggi voglio parlarvi del melanoma e dei tumori cutanei. Queste patologie sono in grande aumento nella nostra popolazione. Il melanoma e i tumori cutanei in genere sono una patologia nota da tempo. Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo osservato un'importante crescita dei numeri dei casi trattati presso il nostro ospedale. Lo Stato italiano ha individuato nel mese di maggio il mese dedicato alla prevenzione e all'informazione dell'utenza circa la patologia melanoma e dei tumori cutanei. Noi della chirurgia plastica abbiamo accolto con vivo interesse questa iniziativa, dedicando un'intera giornata all'incontro con la popolazione per dei consulti gratuiti su questo tema. La chirurgia plastica ha un ruolo centrale nel trattamento del melanoma e dei tumori cutanei, non solo nella fase di visita preoperatoria dei pazienti, ma anche successivamente nel pianificare l'asportazione e la ricostruzione, per garantire non solo la radicalità oncologica, ma anche il migliore ripristino funzionale della forma e della funzione. Sono molti i miglioramenti che stiamo osservando in questo momento circa il trattamento di queste patologie. Tuttavia, è indiscusso che la diagnosi precoce rappresenta il cardine di questi miglioramenti. Eseguire una diagnosi precoce può fare la differenza in termini di sopravvivenza dell'individuo. Pertanto, vi invito a rivolgervi al vostro medico di medicina generale perché possa indicarvi il professionista più idoneo per eseguire quanto prima uno screening della cute.